Ciao bellissimi! Oggi volevamo portarvi a vedere lo Zoncolan, ma per qualche motivo la strada che porta sullo Zoncolan da Ovaro è chiusa. Quindi abbiamo optato per il lago Volaia e il giro dei 3 rifugi, giusto? Sì, L'anello dei 3 rifugi. Io non l'ho mai fatto. Quindi Anissa, che vi presento, sarà la nostra guida. Oddio, io la guida, aiuto. Doveva piovere e invece anche oggi abbiamo una giornata splendida. Partenza dal rifugio Tolazzi. Siamo già a 1500 metri, quindi è come imbrogliare, o no? Sì, assolutamente. Ma non so se è vero o meno. Anissa dice che questa scarpetta gialla è il simbolo dell'anello dei 3 rifugi, che di solito viene fatto correndo. Sì. Proviamo? Oh cavolo. Noi camminando siamo già provati. Comunque, niente. Oddio. Ho beccato la mezza scivolata in... La prima di tante. Neve? In realtà con tutta sta neve perdiamo il sentiero, quindi Ani sta scaricando un'app che si chiama Windy Map dove si vede il percorso. Potevamo portare un phon però. Per togliere segnale. Perché non ci ho pensato subito? Ma dimmi tu. Anis dice che abbiamo attivato la modalità escursionista esperto con i ramponcini, perché altrimenti effettivamente era un po' impossibile continuare. Bene, perché le tappe. Eccolo il sentiero è di qua. Seguitemi. Cosa dicevi? Che sul Goliath non ce la facciamo perché c'è troppa neve. No? Quindi ci fermiamo sul Volaia, dici? No, facciamo almeno l'anello. Ah. Lo spinotti lo facciamo lo stesso. Ne ricorda tanto? No, non era così ripido. O forse... no. Cosa? Il manga, Era più ripido il Mangart. decisamente, però era così. E farai in clinica tutto il turno, dopo avrai modo di vederli di persona. Comunque farai mattina, pomeriggio, notte. Mi Ok. pare che sia. Ok, Perché va adesso bene. io davanti- Quasi un'ora e mezza, siamo vicini al Volaia. Come sei? Vicini, ma vicini dove? È là dietro. Il Volaia è qua dietro. In teoria il circuito poi prosegue da quel lato della montagna e risale di là verso il rifugio Spinotti. Il rifugio Marinelli. Il rifugio Marinelli, cos'è Spinotti? Sentiero. Il sentiero Spinotti, che in teoria però fa tipo così. Quindi non siamo molto sicuri di fa riuscire a così. fare. Ma dai! Eccoci al rifugio Lambertenghi. Ha iniziato anche a nevicare, o almeno qualche fiocchetto. Pochi. Poca roba ancora. Lago un po' ghiacciato, pieno di neve. Questo è il Volaia. Bello? È più bello quando non c'è la neve. Decisamente. Bene, siamo arrivati a quanti sono? 1950 metri di altitudine. Sì, no, in realtà qua sei a 2000, il 1950 è il lago. Ah, quindi siamo a 2000 e in teoria dovremmo salire ancora con lo Spinotti, ma siamo poco sicuri della scelta. No, c'è troppa neve, è ancora presto secondo me.
secondo la mia modesta opinione. Ah. Di notte lo facciamo lo stesso, di notte lo facciamo lo stesso. Ecco, e siamo ritornati alla partenza del sentiero. Se fossimo scesi per lo Spinotti saremmo arrivati di là. Ne sei sicuro? Sì. Dovresti vedere la faccia che hai fatto. E con questo abbiamo finito la nostra escursione, molto divertente. Se non fosse stato per mille lagne sarebbe stata molto divertente. Da sì. guida è diventata anche presentatrice. Vero, vero. Faccio passi da giganti, lo so. Trasformeremo il titolo del canale. Bene, Bravo. e con questo vi salutiamo. Ciao, buona giornata. Grazie per aver guardato il video fino a qua e ci vediamo domenica prossima.